Questa ultima sessione del Digital Tourism può cominciare proprio appunto dalla lettura dei dati, che ovviamente non sarebbe possibile se non grazie alla presenza di Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi ed Eventi, che anche quest'anno è collegata da remoto, ma che sono certa ci potrà dare il suo importante contributo. Ma appunto Gabriella si trova in concomitanza con un altro evento programmato, e quindi appunto lascerei la parola alla prima parte, quindi alla lettura e l'analisi dei dati nazionali e regionali, grazie alla presenza di Gabriella. Gabriella, Grazie Laura, mi dispiace, chiedo scusa se anche quest'anno non riesco, ma quest'altro anno mi preoccuperò bene che non ci siano sovrapposizioni, ma mi faceva piacere accogliere l'invito di Laura e non mancare anche quest'anno alla presentazione di questi dati che riguardano l'attività congressuale in Veneto. Saluto Stefano Ceci e saluto anche ciao Stefano, ben ritrovato, saluto Stefano Marchioro e anche Carlotta Ferrari e saluto tutti quelli che sono presenti e che invece non riesco a vedere. Siamo arrivati al terzo anno di presentazione dei dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano con focus sulla Regione Veneto. Scusate, devo solo cercare di chiudere qua. E partiamo come sempre dal nazionale, perché poi il nazionale è per noi un punto di riferimento per poi capire che cosa è successo in Veneto. Vedete, nel 2024 rispetto al 2023 la crescita del numero degli eventi realizzati in Italia è stata dell'8,2%. E vedete dal grafico che cosa è importante? È il fatto che si mantenga un trend di crescita una volta che abbiamo superato e sdoganato il momento di crisi legata alla pandemia. I dati che abbiamo riguardano il 2024, perché il 2025 ovviamente comincerà ad essere misurato a inizio 2026, ma il sentiment di tutti gli operatori è quello di una crescita che si mantiene costante anche nel 2024. Un dato importante registrato nell'analisi del settore dal punto di vista dei partecipanti nel 2024 è questo, lo vedete, i partecipanti sono stati 29 milioni, più di 29 milioni e sostanzialmente da questo punto di vista siamo ritornati a quelli che erano i risultati pre-Covid. Quindi ancora con una conferma del valore importante di questo settore. Parlando di numeri, in Italia nel 2024, parlando di questo specifico segmento di eventi che sono gli eventi business, quindi quelli che sono promossi specificatamente da aziende, associazioni, enti ed istituzioni in una logica di business, i numeri ci dicono che nel 2024 sono stati realizzati 367.981 eventi e che hanno contato più di 29 milioni di partecipanti, che hanno contato più di 523.000 giornate congressuali e più di 47 milioni di presenze congressuali. Ma al di là di questi singoli numeri ci interessa vedere l'indicatore di crescita, lo dicevamo prima, più 8,2% il numero degli eventi, più 7,8% i partecipanti, più 7,5% le giornate congressuali e più 12,9% le presenze congressuali realizzate nel 2024. E ripropongo comunque anche questa immagine che fa vedere qual è la distribuzione delle offerte, quindi di sedi nella loro diversa tipologia in Italia, perché in realtà c'è una stretta correlazione poi con i risultati, vale per l'Italia ma vale anche per la Regione Veneto. Nella Regione Veneto, così come in Italia, vedete c'è una grande concentrazione di sedi nelle principali città capoluogo e se parliamo del Veneto parliamo di Venezia, di Verona e di Padova in primis. C'è però ugualmente una grande frammentazione di sedi anche in destinazioni minori perché molti degli eventi in Italia hanno una funzione, hanno una caratteristica locale e molte delle sedi che abbiamo in Italia, quelle magari non specificatamente specializzate che hanno il core business della loro attività nel mondo mais, hanno anche una funzione locale.
e anche ovviamente di questi eventi dobbiamo tenere conto, e anche questi eventi contribuiscono al valore e alla ricchezza del settore. E poi rimane l'importanza dell'accessibilità come elemento per poter attrarre eventi in una località, in una destinazione, quindi tutta la grande concentrazione di sedi, soprattutto lungo le vie principali di comunicazione. Ma su questo torneremo poi quando analizzeremo che cosa è successo in Veneto. In Italia, molto brevemente, una sintetica fotografia di che cosa è accaduto nel 2024. La concentrazione maggiore dell'attività è nelle regioni del nord, nord-est e nord-ovest, il 57,7% degli eventi. La sede che maggiormente ospita eventi è rappresentata dalle strutture alberghiere, ma d'altra parte vedremo anche a breve, e già sappiamo che la dimensione media dei 367.000 erotti eventi realizzati nel 2024 è sull'ordine delle 80 persone, perché, e lo vedremo, sono poi i centri congressi, quelli che ospitano eventi, in particolare di natura associativa, di maggiori dimensioni. Il cliente principale in Italia continua ad essere rappresentato dalle aziende, quindi dal mondo corporate, che continuano a rappresentare una fonte di realizzazione di eventi business molto molto importante, con l'obiettivo di raggiungere obiettivi di business sia interno che esterno da parte dell'azienda stessa. E il 47, dal punto di vista dell'ambito degli eventi, il 47,2% in Italia è di natura locale. È ancora una percentuale importante, ma in realtà, se andassimo a vedere il trend di questi ultimi anni, vedremmo come questa percentuale sta progressivamente calando, a fronte di una corrispondente crescita dal punto di vista degli eventi internazionali, che nel 2024 hanno rappresentato il 13,2% degli eventi realizzati in Italia. Questo peraltro è certificato e confermato dai dati che abbiamo da diverse indagini che sono realizzate a livello internazionale e che rappresentano una fonte di orgoglio dal punto di vista dei risultati sicuramente per il mais italiano. Nel 2024 la statistica ICCA che definisce le città e le nazioni che ospitano il numero maggiore di congressi associativi internazionali, vedete, ci ha visto al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti, al primo posto in Europa. Le città, e se parliamo di città, Roma si è posizionata al nono posto, e se parliamo di altre città italiane che occupano posizioni di rilievo nel ranking internazionale di questa tipologia di eventi, vedete Roma, Milano, Bologna, Napoli, Firenze, e non potevamo non citare le città della regione Veneto, visto che è in questo contesto che stiamo facendo questa presentazione. Venezia 103, ma Venezia è una storia a sé, quindi anche perché molto del suo posizionamento turistico va anche su altri segmenti, però Venezia ha avuto nel 2024 una crescita molto importante dal punto di vista degli eventi e degli eventi internazionali, al posto 125 Padova. Questi stessi risultati, parlo del posizionamento dell'Italia, di recente è uscita un'altra indagine, quella realizzata da UIA, che è l'Unione Internazionale l'Unione delle Associazioni Internazionali, in sostanza conferma questo medesimo importante risultato dell'Italia, perché l'Italia è vista dal punto di vista delle associazioni, mentre scusate, ICA è uno sguardo al mercato visto dal punto di vista delle sedi e delle destinazioni. Bene, UIA ci vede anch'essa al terzo posto, dopo Stati Uniti e dopo il Belgio. Questi risultati non si raggiungono a caso, sono il frutto di un lavoro molto importante fatto a livello di sistema Italia, in particolare di un lavoro importante fatto a livello di promozione dal Convention Bureau Italia in primis, ma dai diversi Convention Bureau territoriali che operano in una logica veramente di grande sistema e di grande collaborazione in Italia. E poi Carlotta Ferrari sicuramente da questo punto di vista potrà ulteriormente approfondire, ma sicuramente stiamo assistendo a un momento molto 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 importante per il nostro Paese, di cui
dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo essere orgogliosi anche di questo, perché dopo 20 anni questi dati ci mancavano, finalmente Federcongressi è riuscita, grazie al supporto economico di Enit, a far realizzare un'indagine su quello che è il valore economico della meeting industry in Italia. Questa indagine è stata realizzata nel 2024, fa riferimento ai dati 2023, quindi questi dati nel 2024, anno in cui il settore ha continuato a crescere, sicuramente sono maggiori, ma intanto ci bastano. Nel 2023 il valore economico complessivo generato dalla meeting industry in Italia ha superato è stato di 11,746 miliardi di euro, che si suddividono in quale modo? Il 76% di questo totale è rappresentato dalla spesa sostenuta dai partecipanti per partecipare ad un evento, con questa ulteriore suddivisione. Il 42% all'alloggio, albergo o altra forma di sistemazione alberghiera, il 29,9% ai trasporti per muoversi in Italia, quindi per raggiungere la destinazione in Italia e per muoversi all'interno della destinazione durante l'evento, il 15,9% ai servizi di ristorazione nella destinazione e il 12,2% a spese sostenute per acquisti di carattere vario o altre spese durante il soggiorno dei partecipanti. Quindi il 76% diciamo, del totale è rappresentato dalla spesa dei partecipanti, il 24% dalla spesa per realizzare congressi ed eventi. E anche qua la suddivisione vede una voce importante di percentuale che va al catering e alla ristorazione interna all'interno della sede, ben il 55,7%, il 21,7% va ad allestimenti, a tecnologie, il 17,4% è quanto è la percentuale generata dall'affitto degli spazi e un 5,2% residuale va agli altri servizi. Questi dati ci confermano come e quanto importante sia il ruolo di una sede come volano per lo sviluppo di un'attività sia legata direttamente alla filiera mais, ma volano di sviluppo economico, oltre poi a tante altre opportunità, ma qui stiamo parlando di un ambito economico, volano di sviluppo importante per l'intera destinazione. Se valutiamo e misuriamo il valore medio per partecipante al giorno, considerate che questo è un valore medio rispetto a tutti gli eventi, quindi ci sono anche gli eventi di un giorno che abbiamo visto, sono molti, il valore medio si attesta sui 281 euro. Se andassimo a considerare gli eventi di più giornate e poi lo andassimo a splittare questo valore sui singoli territori e sulle singole destinazioni, sicuramente questo valore crescerebbe. Vi do un dato, per esempio nel nord-ovest già raggiungiamo i 328 euro, ma poi se andassimo sulle singole città, come dicevo, sicuramente i risultati potrebbero essere diversi a seconda della destinazione stessa. Bene, che cosa è accaduto all'interno della Regione Veneto nel 2024? Giusto per ricordarci la dimensione dal punto di vista dell'offerta, le sedi che sono attive e che rappresentano l'universo del censimento e dell'indagine sono 537, come vi anticipavo prima, la maggioranza delle sedi sono concentrate nelle tre città di Venezia, Verona, Padova, rispettivamente con 128, 106 e 99 sedi. Seguono Vicenza con 63 sedi, Treviso con 58, Belluno con 42 e Rovigo con 41. Queste sedi rappresentano dal punto di vista della dimensione dell'offerta più di un terzo delle sedi presenti nelle regioni del nord-est, il 39,7%, rappresentano il 9,6% del totale delle 5.590 sedi attive in Italia nel 2024. Sempre focalizzati sull'offerta della Regione Veneto,
questa offerta da un punto di vista di tipologia della sede si distribuisce e si conferma peraltro in questo modo. Il 62,8% è rappresentato da un'offerta di alberghi congressuali, il 2,1% sono centri congressi e strutture fieristico-congressuali, il 10,8% sono dimore storiche e poi un 24,3% che vedremo a performance peraltro importanti è rappresentato da quella categoria che noi definiamo altre sedi e che va a includere teatri, sedi istituzionali, sedi polifunzionali, sedi all'interno di, per esempio, istituti bancari, che rappresentano, a seconda della tipologia di committenza, un'offerta particolarmente interessante. Parliamo di numeri, come ne abbiamo parlato prima, a livello di mercato nazionale, ecco qualche numero che indica che cosa è successo nel 2024 in Veneto. Sono stati realizzati 33.985 eventi che hanno raccolto e contato 2.484.350 partecipanti, quasi 49.000 giornate congressuali e 3.500.000 erotti presenze congressuali. Quali sono le caratteristiche o i numeri di crescita? Che sono questi importanti, più 8,5% dal punto di vista del numero degli eventi. Se vi ricordate siamo totalmente allineati con l'Italia che registra un più 8,2%, una crescita dell'8,2%, più 5,0% i partecipanti, più 5,7% le giornate congressuali, mentre c'è una configurazione diversa. Poi i numeri vanno interpretati e quindi poi mi farà piacere dopo lasciare la parola ai referenti dei singoli convention bureau territoriali anche per fare un'analisi di che cosa è accaduto nello specifico territorio. Le presenze a livello regionale sono sostanzialmente stabili. Qual è il peso di tutta questa attività rispetto al nord-est e all'Italia? Vedete il nord-est è la barra verde, grigia quella italiana, le performance sono importanti perché in Veneto si realizzano il 36,3% degli eventi realizzati nel nord-est, il 31,1% dei partecipanti, il 34,5% delle giornate e il 26,2% delle presenze. Rispetto all'Italia ci assestiamo su una percentuale che oscilla tra il 7 e il 9%. Se parliamo degli eventi con durata maggiore di un giorno, che rispetto al totale rappresentano il 23,4% e che hanno generato, rispetto al totale degli eventi realizzati in Veneto, il 59,4% delle presenze, le presenze realizzate negli esercizi alberghieri del Veneto nel 2024 è stato pari al 6,9%, contro una percentuale in Italia del 12,6%. Non è meno, non dobbiamo fare ovviamente questo ragionamento perché la Regione Veneto è caratterizzata dalla presenza di altri segmenti turistici di grandissimo peso e di grandissimo valore che inevitabilmente ci portano a questo risultato. È interessante perché poi il primo anno in cui si hanno dei risultati si hanno dei numeri e basta. Poi piano piano si cominciano ad avere delle serie e quindi noi siamo al terzo anno di rilevazione e allora ho creduto che fosse utile evidenziare secondo indicatori che sono eventi, partecipanti, giornate, presenze, che sono gli indicatori quantitativi che rileva l'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi, proprio questi trend di crescita costante in tutti, per il numero degli eventi, dei partecipanti, delle giornate e delle presenze. Perché poi ci possono essere nei singoli anni delle piccole variazioni, ma è il trend nel lungo periodo che è quello che poi definisce la salute di un settore in un dato territorio e il suo continuare a crescere.
La fotografia del Veneto è questa. La vedete comparata all'Italia, e quindi il Veneto è la banda rossa e l'Italia quella grigia. Sostanzialmente il peso degli alberghi è importante, così come lo è in Italia. Si sono realizzati il 74,1% degli eventi di natura business. Le imprese, pur magari con una percentuale leggermente inferiore, perché stiamo parlando comunque, lo vedremo dopo, anche di un mercato che ha caratteristiche leggermente diverse, comunque rappresenta il primo cliente, raggiungendo il 61,9% come promotore di eventi realizzati in Veneto, e la natura degli eventi è per il 50,1% di ambito locale, e quindi da questo punto di vista probabilmente con ancora buoni margini di crescita. La dimensione è sostanzialmente abbastanza lineata e invariata rispetto all'anno scorso, ma è sostanzialmente non lontana da quello che è la media nazionale. In Veneto la media degli eventi realizzati è di 73,1 partecipanti, in Italia di 79,5, e questo, come dicevo prima, è anche una delle ragioni che spiegano perché poi buona parte degli eventi si realizzi all'interno delle strutture alberghiere, che peraltro rappresentano da un punto di vista dimensionale la maggioranza dell'offerta. E la durata media degli eventi è totalmente allineata, 1,4 giorni, con la media nazionale. Molto brevemente entriamo un po' più nel dettaglio, quindi i risultati per tipologia di sede. Qui si evidenzia e riconfermiamo il fatto che il 74% degli eventi sia stato ospitato all'interno di alberghi congressuali, ma questi tre grafici ci fanno poi vedere il peso dei centri congressi che tipicamente ospitano eventi di maggiore dimensioni e capace di generare maggiore reddito sulla destinazione. Perché vedete che l'1% degli eventi si è realizzato all'interno di centri congressi e fieristico-congressuali, ma questo 1% proporzionalmente ha generato un 7% di partecipanti e un 8% di presenze. Buona sono anche le performance di quella categoria che definiamo altre sedi e che vi dicevo prima, che ha ospitato il 21% degli eventi, generando il 32% dei partecipanti e il 28% delle presenze. Poi qui ci sarebbe da fare molti approfondimenti, ma magari su alcuni aspetti poi saranno i singoli convention bureau che potranno approfondire. Se parliamo del quadro e della fotografia dal punto di vista della tipologia di cliente, vedete che il 61,9%, lo dicevamo prima, era stato rappresentato dal cliente committente aziendale, corporate, contro il 65,4% di quello che è accaduto in Italia. Il 19,2% sono gli eventi promossi dalle associazioni, contro un 21,8% in Italia, e il 14,5% sono gli eventi promossi dalle istituzioni, e quindi in questo caso con uno share superiore a quello che mediamente accade in Italia, che è del 12,8%. Ancora una volta riusciamo e vediamo il peso delle associazioni che comunque hanno rappresentato e hanno promosso il 19,2%, ma la stessa fotografia vista dal punto di vista dei partecipanti cresce al 23%, mentre tipicamente le aziende, pur avendo anche eventi di maggiori dimensioni, però mediamente sono quelli che generano anche eventi di piccole dimensioni, quindi vedete che il 61,9% degli eventi promossi dalle aziende hanno generato il 55% dei partecipanti. Da dove e qual è stato l'ambito degli eventi, e quindi da dove venivano i partecipanti agli eventi realizzati nel 2024 in Veneto? Dicevamo prima, un 50% ha una valenza locale, leggermente superiore a quanto accade in Italia, un 39% ha una natura nazionale, di ambito nazionale, e l'11% ha un carattere internazionale, contro un 13,4% in Italia, che abbiamo visto, no? Ha raggiunto molti risultati molto importanti. Credo che
caratteristiche d'offerta e delle città del Veneto ci siano davvero ancora opportunità di crescita importanti su questo segmento e che questo debba sicuramente fare parte delle strategie di crescita anche in un'ottica di non solo incremento della redditività di questo segmento, ma anche incremento della visibilità delle destinazioni e incremento di altre opportunità più ampie e più trasversali. All'interno dell'indagine OICE viene anche chiesto, quindi oltre alla rilevazione quantitativa di che cosa è accaduto, viene anche chiesto che cosa sta succedendo, che cosa pensate, che cosa vi aspettate per l'anno che viene. E quindi nel 2024 le aspettative rispetto al 2025 si mantenevano e si sono mantenute, e devo dire che comunque tutti gli operatori credo che possano certificare ancora questo momento, pur in una situazione di contesto molto incerto e molto imprevedibile, però certificano, no? Una continua crescita e una situazione molto molto positiva. Certo, con cambiamenti di comportamento da parte della domanda, quindi minore possibilità di programmazione in tempi strettissimi, però si cresce. Nel 2024 che cosa si aspettavano le sedi congressuali italiane e nello specifico qui stiamo parlando delle sedi del Veneto, il 45,2% si aspettava ancora di essere in una situazione stabile e il 44,1% in una situazione di crescita. Fatturato stabile per il 42%, in crescita per il 48,1%. Quindi minimale e residuale, non l'ho indicata, era la percentuale di coloro che invece stimavano un calo. Tariffe stabili per previsioni di tariffe e quindi di politiche commerciali stabili per il 60,2% delle sedi del Veneto, in crescita per il 38,6%. E poi un dato che ci deve però fare riflettere: cresce l'attività, gli addetti stabili per il 76,2% e in crescita solo per il 22,6%. Viene chiesta dall'indagine anche quali sono i maggiori investimenti che sono programmati. Su un totale di 10-15 indicatori vi ho indicato i primi 5. Al primo posto la formazione del personale, questo va anche ed è in coerenza con un mondo che cambia continuamente, soprattutto nel nostro settore, e che ha bisogno di competenze dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, ma sempre più anche competenze dal punto di vista commerciale e della relazione con il cliente, quindi anche il tema delle soft skills e degli approfondimenti da questo punto di vista è molto molto sentito. Quindi formazione del personale al primo posto, sviluppo di strumenti di promozione e comunicazione, riqualificazione degli spazi interni, riqualificazione degli spazi esterni e implementazione delle dotazioni audio-video. Quindi i grandi filoni sono le risorse umane, ma nello stesso tempo anche una crescita di qualità. E devo dire che questi risultati, che sono quelli che sono emersi dall'indagine fatta con gli operatori della Regione Veneto, in realtà li ritroviamo anche nelle altre regioni italiane che hanno chiesto un focus, e li ritroviamo anche a livello nazionale. Bene, guardiamo e cominciamo a entrare di più a guardare le singole province della Regione Veneto. Che cosa è accaduto? Ancora una volta questi sono i numeri. Sicuramente Venezia, Verona e Padova sono coloro che hanno condotto dal punto di vista del numero degli eventi le performance principali della regione nel suo complesso. Venezia ha ospitato 9.768 eventi, Verona 7.651, Padova 6.383, Treviso a seguire 3.507, si risale con Vicenza 4.043, Belluno 1.329 e Rovigo 1.305. Non vi voglio leggere tutti gli altri dati, anche perché poi li potrete trovare disponibili nel report dell'indagine,
però solo citarne alcune, focalizzarmi su alcuni. Volevo ancora una volta evidenziare le ottime performance quest'anno di Venezia, che comunque è leader anche dal punto di vista del numero dei partecipanti, delle giornate e delle presenze. Lo era l'anno scorso, ma quest'anno ha avuto una crescita di questi indicatori molto molto importante. A seguire, anche dal punto di vista dei partecipanti, Padova con 527.000 erotti partecipanti e più di 798.000 presenze, e poi Verona, e quindi anche il ruolo di quelle destinazioni come per esempio Vicenza, vedete che comunque hanno un centro congressi di maggiori o minori dimensioni, ma un centro congressi capace di attirare anche congressi di maggiori dimensioni e di rappresentare quindi anche da questo punto di vista un volano importante. Poche parole ancora e dopo io sono a conclusione e lascio per il commento ai referenti dei singoli territori. Vedete la dimensione media oscilla tra i 78 per ciascuna città, tra i 78,7 di Venezia, i 78 di Treviso e poi scendiamo ai 58,1 partecipanti di Rovigo. Giorni medi di evento siamo totalmente allineati, lo vedevamo prima, la destinazione è allineata con l'Italia, ma le singole destinazioni, questa è la media, siamo tra gli 1 e 3 giorni e l'1,5. Interessanti le presenze poi congressuali per gli eventi di durata superiore a un giorno rispetto alle singole destinazioni, dove viene ben fuori quello che già dicevo prima. A Venezia gli eventi MAIS hanno rappresentato il 4,4% delle presenze, ma lo dicevamo prima, Venezia è leader su tanti altri segmenti turistici, in primis quella di destinazione di richiamo internazionale unica nel panorama italiano. Verona 6,0%, a Padova gli eventi MAIS hanno rappresentato il 12,2% delle presenze negli esercizi alberghieri, a Treviso il 15,3%, a Vicenza il 18,4%, a Belluno il 3,1%, a Rovigo il 17,8%. Poche ultime due slide, anche qua valeva la pena per singola provincia, visto che cominciamo ad avere delle serie di dati, fare un'analisi di che cosa è accaduto nel triennio. E anche qui vedete che sostanzialmente per la maggioranza delle destinazioni si mantengono trend di crescita, ma anche qua tengo a risottolineare quello che dicevamo prima. Il settore MAIS va guardato, non è come il settore leisure, va guardato nel medio-lungo termine nei suoi trend di crescita, perché magari in una destinazione in un anno ci possono essere manifestazioni di minore dimensione, ma magari di maggior valore o dal punto di vista della spesa del partecipante o dal punto di vista della visibilità che quell'evento dà a una destinazione, e questo può generare anno su anno dei piccoli spostamenti. Oppure, perché no, ci possono essere strategie specifiche all'interno della destinazione che fanno fare scelte piuttosto che altre. Devo dire che però nella maggioranza dei casi qui vediamo il mantenimento anche nei singoli capoluoghi di trend di crescita. Lo stesso ce lo abbiamo, quindi questi grafici ci parlano del numero degli eventi, questi altri grafici sostanzialmente più o meno a livello di risultati complessivi, cioè di trend di crescita, sono similari, ci parlano della fotografia dal punto di vista dei partecipanti. Bene, però come dicevo prima i numeri vanno sicuramente interpretati e vanno contestualizzati rispetto alle singole destinazioni e rispetto alle singole scelte che ogni destinazione in termini di policy, in termini di strategia fa. Quindi io per il momento mi fermo e passerei la parola e vi ripasserei la parola in presenza per un commento da parte dei referenti dei singoli convention bureau territoriali del Veneto. Grazie.
Grazie Gabriella anzitutto per questa lettura importante che sicuramente avremo poi occasione di commentare ancora più nel profondo. Come giustamente anticipavi, il nostro obiettivo ormai consolidato di questo incontro è proprio quello anche di aprire un po' un confronto, un dialogo e permettere ai nostri colleghi appunto del network dei Convention Bureau Veneti un commento quasi più appunto un racconto di quello che è venuto e avvenuto nelle nostre destinazioni proprio nell'anno preso in analisi, quindi il 2024, che da alcuni punti di vista magari quello più prettamente turistico sembra un tempo ormai passato, in realtà nella meeting industry siamo anche abituati in maniera un po' più solida a guardarci indietro per insomma sapere anche un po' interpretare dei trend che non necessariamente poi subiscono le tempistiche di rapidità di cambio come invece avviene nel mondo del leisure. Quindi molti di noi l'anno scorso, l'anno precedente possono aver raccontato delle dinamiche che nel mondo della meeting industry necessitano di un po' di tempo per poi diventare realtà, insomma, quando effettivamente siamo bravi a farlo come ci auguriamo. Quindi chiamo sul palco, c'è anche il microfono da prendere vicino a Jessie e se volete salire con me sul palco anch'io ovviamente mi alzo con voi. Enrico Iesu, MICE Development Manager Venezia Unica Convention Bureau, Martina Cagnoni, coordinatrice Verona Garda Convention Bureau, Valentina Facchin, responsabile Business Intelligence Fondazione DMO Marca Treviso, Federica Franzini, consigliera del direttivo di Vicenza E Convention Bureau. Quindi Cristina Regazzo, infatti mi sembrava che mancasse una parte fondamentale, responsabile Rovigo Convention and Visitors Bureau. E quindi appunto adesso nell'ordine chiedo anche a Gabriella dalla regia a questo punto di aiutarmi con le slide, però appunto abbiamo preparato una piccola slide diciamo di commento per ciascuna delle nostre destinazioni, credo proprio partendo da Venezia. Ecco. Pronto? Sì? Si sente? Si sente. Solo due parole sul network, cioè chi siamo, il coordinamento dei 7 convention bureau regionali con il cappello ovviamente della Regione Veneto. Ci occupiamo di attività promozionale, quindi per esempio il prossimo evento sarà Italy Attend con Convention Bureau Italia a Venezia, con tutti i post tour che poi proseguiranno all'interno delle altre destinazioni regionali. E è un evento che è ciclico e che quindi il prossimo anno sarà a Vicenza. Ci occupiamo anche dell'attività sotto la supervisione del dottor Marchioro per quanto riguarda le strategie di marketing e formazione e aggiornamento. Quest'estate abbiamo fatto un evento a Verona in collaborazione con Convention Bureau Italia e sui temi del wedding con Laura D'Ambrosio, con Milos per quanto riguardava l'attività dei congressi scientifici e con Cristina Grumezza per quanto riguardava la promozione all'estero. Bene, veniamo alle slide. Io ho scelto a destra un'immagine diciamo per quanto riguarda il wedding perché nel 2024 Venezia ha ospitato molti matrimoni che poi si sono coronati nel 2025 con il matrimonio che avrete visto probabilmente di Jeff Bezos e la scorsa settimana anche di Thyssen Bornemisza. A sinistra invece una foto relativa diciamo ai congressi medico-scientifici che hanno avuto sicuramente un impulso al Palazzo del Cinema del Lido. Ma comunque in generale gli eventi che si sono tenuti un po' su tutto il territorio, che va dalla Riviera del Brenta a Jesolo fino poi a isole come Murano che hanno sviluppato in quest'ultimo periodo delle importanti strutture congressuali, nonché le nuove aperture al Tronchetto. Sono più di 700 camere in quest'anno che appunto si sono aperti, nonché appunto come ha detto poi Gabriella, molti eventi che si sono tenuti all'interno di sedi inusuali, dimore storiche che sono proprio tipiche diciamo della laguna e di Venezia. Passerei la parola al prossimo, quindi la prossima Credo slide. ci sia a Verona, se è possibile cambiare la slide. Grazie. Ho già fatto.
Grazie. Ok, perfetto. E buonasera a tutti. Appunto, io sono qui per parlarvi della destinazione Verona e il Lago di Garda e anche del Verona e Garda Convention Bureau. Siamo una realtà nata da poco, a fine del 2024, come business unit di Destination Verona Garda Foundation, e grazie soprattutto alla collaborazione di Verona App, la DMC Verona App, e l'aeroporto di Verona Valerio Catullo e la fiera di Verona. E l'obiettivo naturalmente era quello di avere un unico interlocutore per chiunque volesse organizzare eventi e congressi sul territorio, e questi appunto sono alcuni esempi. E nella prima foto vediamo appunto l'evento tenuto in Arena di Verona, la grande opera italiana patrimonio dell'umanità, evento organizzato per celebrare il riconoscimento UNESCO del canto lirico italiano, mentre nella seconda foto viene rappresentata l'evento internazionale, la conferenza internazionale Great Wine Capitals, che ha permesso a Verona la possibilità di ospitare più di 100 delegati delle principali capitali del vino internazionali, e ha dato anche a loro l'opportunità di ovviamente visitare il nostro territorio. E questo è ovviamente un grande onore per il neonato Verona Garda Convention Bureau. Nonostante la nostra realtà sia abbastanza recente, negli anni scorsi il lavoro è stato grande per posizionare la destinazione sia sul mercato MICE che nel turismo congressuale nazionale e internazionale, e infatti il trend è molto positivo e ci auguriamo che il trend continui a crescere e anche le opportunità. Grazie. Grazie. Credo ci sia a Padova adesso, se non sbaglio, Gabriella dalla regia. Sì, sai che sto mandando, si vede che c'è un rimando lento. Perfetto, siamo giusti. Mi apro. Ci mancherebbe, scusatemi. Ecco, insomma, evito le presentazioni perché appunto, insomma, ci conosciamo. Sono Laura Favaretti, responsabile del Padova Convention and Visitors Bureau. Diciamo che come immagini un po' simbolo di questo 2024 che abbiamo parzialmente raccontato, ho scelto due immagini profondamente diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, nei quali poi tra l'altro dei quali poi ha seguito una tavola rotonda con Stefania De Toni di Padova Congress. Abbiamo parlato molto di eventi congressuali. Anche questi sono due eventi congressuali, anche se non sembra, nel senso che gli esempi che abbiamo voluto portare sono quelli di una città che ha sempre più bisogno di appunto coinvolgere il proprio tessuto cittadino anche in manifestazioni congressuali, soprattutto quelle internazionali, che è un po' il segmento di mercato sul quale Padova punta molto. Prima ci ha raccontato Gabriella di quel 13% di eventi internazionali, e noi puntiamo affinché quel numero cresca costantemente, questo grazie all'importanza dell'università, degli ospedali di eccellenza. Quindi il nostro target è insomma orientato a quella tipologia di eventi dove la connessione con la città e con i cittadini è sempre più importante. Quindi nel 2024 due sono i congressi simbolo che abbiamo voluto prendere ad esempio. Uno è l'Europeo di Astrofisica che abbiamo ospitato a Padova dall'1 al 5 luglio con oltre 1800 partecipanti. Abbiamo anche candidato l'evento come evento potenzialmente sostenibile, diciamo, per Italian Knowledge Leaders, il nostro evento nazionale in collaborazione con Carlotta. Questo perché abbiamo realizzato tantissimi micro eventi all'interno dell'evento. In questo caso è un'immagine dell'Astro Run, come l'abbiamo poi denominata, cioè questa corsa non competitiva che si è svolta nell'arco della mattinata, di una mattinata di un congresso, che ha visto la partecipazione di oltre 500 partecipanti, quindi un numero davvero molto importante, realizzata in collaborazione. Mi sentite? Sì. Realizzata in collaborazione con Asso Turismo Sport, quindi con coloro che organizzano la maratona qui a Padova, e appunto è un simbolo un po' di visita cittadina fatta in un altro modo e fatta attraverso lo sport, che sempre di più rappresenta comunque un punto di eccellenza anche per gli eventi di tipo congressuale. E il secondo è un evento comunque legato al mondo della meditazione, in realtà organizzato in collaborazione con l'Università di Padova del nostro affiliato Meet and Walk,
Work, che è qui in sala, che ci ha permesso di conoscere un mondo assolutamente molto interessante, di portare alcune delle buone pratiche di questo evento fuori dalla location congressuale, che peraltro era questa, e quindi ecco gli eventi che si fanno portatori di messaggi anche all'interno della città, e quindi evento congressuale che diventa cultura, che diventa missione, non ovviamente solo economia o numeri di camere, un po' quello che vogliamo portare nel nostro territorio. Grazie. Gabriella, credo di passare la parola, se non sbaglio, Treviso. a Treviso. Bene. Buonasera a tutti. Allora, come abbiamo visto dai dati OICE di poco fa, Treviso non è una destinazione prettamente congressuale, a differenza di Padova, di Venezia, Verona. Però la destinazione ha lavorato in altro modo. Sostanzialmente quello che è stato fatto nel territorio per cui si sta lavorando per Treviso è quello di legare delle tipicità locali a degli eventi, quindi fare un lavoro inverso. Sfruttare quello per cui siamo noti. Un esempio emblematico è la Tiramisù World Cup, che tra l'altro è stata di recente, domenica, l'abbiamo avuta in casa, e quindi è stato legato il dolce tipico di Treviso ad una risonanza che ha portato concorrenti e media sia a livello nazionale che internazionale. Un altro evento molto importante e emblematico è la Prosecco Cycling. Qui sostanzialmente si va a legare la parte di sport, passione e territorio, dove si va a vivere un'esperienza unica sulle colline UNESCO. Quindi vediamo che le nostre tipicità del territorio, pur non essendo appunto strettamente congressuali, hanno trovato una via per promuovere comunque la destinazione Treviso e Marca Trevigiana grazie a prodotti locali che hanno una rilevanza sia nazionale che internazionale. E quindi grazie appunto a questo, a Tiramisù, al Prosecco, che a livello nazionale e internazionale magari hanno una nomea, sono conosciute, non sempre, soprattutto a livello internazionale, vengono identificate con il luogo d'origine. Quindi questo è il lavoro che il territorio sta facendo, e anche con risultati più che dignitosi, direi. Grazie. Eccomi qui, io sono Cristina Regazzi. Vicenza. Buonasera a tutti, sono Federica Franzini, consigliere del Vicenza Convention Bureau. Un grazie a Laura, un grazie al Network, un grazie alla Regione, è sempre un bel appuntamento ritrovarsi ogni anno qui. E personalmente, e avendo analizzato i dati nella settimana scorsa, insomma, prima quando abbiamo analizzati insieme, posso dire che come destinazione Vicenza assolutamente ci ritroviamo in linea con questi dati, che sono in linea anche con il posizionamento che stiamo cercando di dare come destinazione, frutto di una collaborazione. Io sono consigliere di Vicenza e mi occupo di sviluppo all'interno del centro congressi di Italian Exhibition Group a Vicenza, che sono proprio in linea con il posizionamento che stiamo ricevendo. Grazie, scusami Laura. Riporto due immagini che abbiamo scelto, una che è dell'Assemblea Nazionale di Avis, che abbiamo ospitato a Vicenza dal 24 al 26 maggio, che ha portato a Vicenza 1200 persone che hanno vissuto molto il centro congressi, hanno vissuto intensamente la destinazione e la città. E cito questo evento non tanto per il valore scientifico di questo stesso evento, ma perché deriva anche da un precedente congresso nazionale, il congresso della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Ematologia, che avevamo ospitato l'anno precedente, e che è stato un moltiplicatore di opportunità grazie alla figura di un primario dell'ospedale vicentino che è stato nostro ambasciatore, quindi ha portato un congresso nazionale nel 2023 e un altro congresso nazionale da 1200 persone nel 2024. Quindi mi faceva piacere, anche se Vicenza non è una destinazione che investe prettamente sul mercato associativo tradizionale, lo chiamo tradizionale, ovvero quello medico-scientifico, l'importanza della figura degli ambasciatori, che siano vicentini, che siano veneti, che siano nazionali per il nostro paese, e di eventi di successo che diventano moltiplicatori davvero di altre opportunità di business.
L'altro evento invece, che è un evento che ho scelto, che è un evento puramente corporate di fatto, che è di un'azienda che è diventata un gruppo, una multinazionale del settore del distretto industriale e del packaging, distretto industriale importante su Vicenza, che ha deciso di condensare in realtà in un'unica giornata, ma la vocazione industriale, la vocazione al corporate per Vicenza è importante, in un'unica giornata la parte di divulgazione scientifica, entrando anche poi nella città, la parte istituzionale e la parte celebrativa, quindi con un mix di esperienze tra destinazione e sede importanti, come è importante il ruolo del Convention Bureau e di una sede di accompagnare l'industria anche a uscire fuori dall'azienda e della sua quotidianità. Adesso tocca proprio a me. Belluno? Ho il messaggio, infatti vi porto i saluti della Fondazione Dolomiti Bellunesi, della direttrice Valentina Coleselli, che era qui per chi di voi è qui da questa mattina, complimenti e grazie, e dalla responsabile marketing Elisa Calcamugi, che partecipa attivamente a questo gruppo di lavoro del Convention Bureau. Il territorio della provincia di Belluno, all'interno del segmento mais, si caratterizza in particolare per gli eventi outdoor, che oggi scandiscono quasi tutto l'anno il calendario della destinazione. Negli ultimi 2 anni, naturalmente, l'attenzione si è concentrata su Cortina d'Ampezzo, sede dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2026. Questo ha portato ad ospitare numerosi test event, congressi e meeting di preparazione a un appuntamento di rilevanza mondiale. Accanto a Cortina, però, l'intero territorio si conferma un grande palcoscenico di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale che richiamano migliaia di appassionati. Queste manifestazioni, oltre ad avere un forte impatto di visibilità e attrattività turistica, rappresentano anche straordinarie occasioni di team building per aziende venete, nazionali e internazionali, che scelgono le Dolomiti Bellunesi come palestra a cielo aperto per attività esperienziali. E adesso, last but not least, Per la terza volta arriva il microfono e finalmente tocca a me. Allora, io sono Cristina Regazzo e sono responsabile di Rovigo Convention Visitors Bureau. E anche Rovigo è una piccola destinazione e non è una città, non ha centri e congressi, quindi si distingue per tutti quei, come dire, quelle piccole nicchie di mercato anche all'interno del nostro segmento meeting ed eventi, che però costituiscono e contribuiscono al risultato finale che abbiamo visto essere positivo nella nostra regione. In particolare io sottolineo il trend positivo che la nostra destinazione ha realizzato, sia lo scorso anno, quando ci eravamo trovati, aveva registrato la nostra destinazione un aumento del 13% per quanto riguarda gli eventi, e quest'anno siamo saliti un altro po', raggiungendo il 17%. Questo cosa significa? Significa che anche le piccole destinazioni hanno delle risorse e hanno, come dire, una capacità organizzativa e di promozione capace di essere attrattori di piccoli eventi. È chiaro che il nostro numero di presenze è inferiore, però si sono registrati durante la scorsa annata, si sono registrati notevoli aumenti di richieste anche da parte di aziende e di corporate, con un tasso di conversione rispetto alla richiesta di 1 su 5, che è decisamente positivo. E l'altro dato importante è l'aumento dei matrimoni esteri, e quindi perché questo? Perché abbiamo, diciamo che come destinazione siamo abbastanza come tutto il Veneto del resto, insomma, abbiamo la possibilità di utilizzare dimore storiche che sono diventati anche agriturismi di charme, e da qui anche la fotografia agreste che vedete della splendida tenuta Kazzen a destra, e quindi siamo attrattori attraverso ville e palazzi di questo. Questo per noi è un risultato comunque positivo, che anche, mi permetto di dire che insomma in 10 anni di esistenza del
formale del Rovigo Convention Visitors Bureau ha anche tracciato un suo trend positivo. 10 anni fa il segmento mais a Rovigo era del tutto inesistente, o quantomeno non si era consapevoli della opportunità e delle potenzialità. 10 anni dopo possiamo già considerarlo, i dati ce l'hanno confermato anche quest'anno, che qualche cosa che bisogna naturalmente investire, e che queste tipo di azioni sono azioni, come dire, da proseguire e da prolungare nel breve e lungo periodo. Visto che sono la coda, io mi sento di ringraziare, perché è proprio vero quello che Stefano Marchioro stamattina ha detto, cioè noi siamo una rete davvero unita, una rete che ha desiderio, voglia e tanta passione per questo lavoro, per questo settore, lavora insieme, ci si confronta insieme, però tutto questo, e in questo dobbiamo veramente ringraziare tantissimo Stefano Marchioro, che in questi anni ci ha non solo supportato come referente della Regione Veneto, ma ci ha ascoltato, che è una qualità in via di estinzione, e in questo caso ci ha ascoltato e ha fatto. Insomma, è stato prezioso per noi, ha preso a cuore tutta una serie di spunti che noi abbiamo presentato, quindi grazie Stefano.